Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. Tempi e onlinetempi.it, con noi il direttore Emanuele Boffi. Come tutti i giovedì intorno alle 9:15. Oggi siamo scivolati un po' più in là perché abbiamo tirato un po' per le lunghe la conversazione con Nicolai Lilin. Buongiorno intanto Emanuele, grazie per essere qua. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, devo dirti la verità, l'impressione che mi sono fatto, visto che è un tema che naturalmente anche Tempi tiene sempre sotto costante attenzione, quello della guerra in Ucraina, l'impressione che mi sono fatto anche parlando con Nikolai Lilin fino ad ora è che butta male. Non so come la vedi tu, direttore. Ho la stessa impressione, anche io devo ammettere, mi sono illuso soprattutto qualche mese fa che si potesse trovare una soluzione a questo conflitto, mentre invece adesso inizio a pensare che durerà molto, sarà una guerra lunga, non ci sono segnali che ci dicono che potrebbe essere interrotta o che si possa trovare un accordo, che si possa far entrare in campo la diplomazia. Invece mi sembra che proprio la diplomazia venga tenuta ben lontana dal conflitto, e questo secondo me è il vero errore, il vero problema di questa guerra, perché anche quando i cannoni bombardano in realtà la diplomazia dovrebbe continuare a lavorare, mentre invece non mi pare che questa sia la situazione che stiamo vedendo. Decisamente no. Intanto diamo uno sguardo adesso ai temi di primissimo piano su tempi.it, innanzitutto, che come sempre fa parte della nostra rassegna stampa quotidiana, ma voglio anche citare un appuntamento che cade domani sera, venerdì, alle ore 21. Lo dico a beneficio soprattutto di chi sta nella Brianza, ma non solo, a Milano e non solo, perché l'appuntamento è a Seregno, appunto, presso l'auditorium di Seregno in piazza Risorgimento 36, dove si presenterà il libro Luigi Amicone, l'anarco-insurrezionalista, con due grandi amici del defunto, dello scomparso Luigi Amicone. Antonio Simone, che è stato tra gli editori, gli inventori di Tempi, della realtà editoriale di cui stiamo parlando, c'ha quasi 30 anni, complimenti a voi, e Emiliano Ronzoni, che ha selezionato gli articoli che appaiono in questo volume. Ed è un modo per rivicinarci a quella cosa che poi faremo, Emanuele, cioè raccontare la storia di Tempi, che è una storia molto bella, fino alle sue ultime evoluzioni. Quelle attuali, appunto. Quindi Piazza Risorgimento 36, domani sera alle 21. Credo che sia un appuntamento utile e interessante. Sì, è un modo anche per appunto raccontare chi era Luigi Amicone, che appunto fondò Tempi assieme ad Antonio Simone nel 1995, quindi ormai appunto sono passati tanti anni, e questo è un libro non su Luigi Amicone ma di Luigi Amicone, nel senso che sono una selezione di alcuni suoi articoli, e questi due amici che lo conoscevano bene ci aiuteranno, diciamo così, non soltanto a raccontare Luigi Amicone giornalista, ma proprio l'uomo, la sua personalità. Tempi che è riuscito anche a mandare in giro gente a fare gli inviati, come Leone Grotti in Nigeria, no? Emanuele. Sì, questa è una cosa di cui io sono molto orgoglioso. Leone Grotti, bravissimo, è il giornalista che a Tempi si occupa di esteri. In particolare noi, uno dei paesi che più raccontiamo è la Nigeria, che è il paese dove c'è la maggior persecuzione di cristiani al mondo, e in questo momento Leone è lì, sta facendo un giro raccontando, diciamo, sia la situazione sociale del paese, più nello specifico proprio la situazione dei cristiani, che come sapete ogni tanto arrivano le notizie anche da noi, c'è sempre qualche attentato, qualche rapimento, qualche violenza, soprattutto sulle ragazze, sulle donne che vengono rapite, violentate. Sul prossimo numero del mensile raccontiamo la storia di queste due ragazze. Sono storie terribili, cioè i parenti, i genitori, il padre di una di loro che viene decapitato davanti a lei perché si era rifiutato di violentarla, come volevano che così facesse i terroristi islamisti di
Boko Haram. E quindi in questo momento Leone è in Nigeria, sta raccogliendo interviste, una di queste è oggi pubblicata su Tempi e appunto si racconta il paradosso, che non è il paradosso solo della Nigeria, ma di tanti paesi africani che sono paesi potenzialmente ricchissimi, perché hanno tutto per essere paesi ricchissimi, hanno un suolo ricco, hanno il petrolio, e il paradosso è che invece sono paesi poverissimi, dove la maggior parte della gente vive nello stato di povertà assoluta, meno di $2 al giorno. E quindi i problemi sono tanti, le cose da dire sono tante, Leone è lì per raccontarle. E si apre il pezzo su tempi.it con una frase molto illuminante: la Nigeria ha tutto, è ricca di risorse, ma non sa cosa fare con la sua ricchezza, la spreca e la depreda, e questo è il nostro problema più grande. È una frase che Leone Grotti riporta allontanandosi dalla capitale, Abuja, ed è una frase che la dice lunga anche sulla qualità della classe dirigente, perché noi molto spesso abbiamo l'idea caritatevole nei confronti degli stati africani, che sarà giusta fino a un certo punto, però bisogna anche considerare il fatto che gran parte dei mali dell'Africa è causata dai dirigenti degli stessi stati africani, dalla classe dirigente locale, no? Ma assolutamente, è proprio così. Infatti la persona che intervista Leone Grotti, che è questo sacerdote e direttore di un'università lì della capitale, lui è molto duro con i politici e la classe dirigente nigeriana, cioè lui, prima di incolpare l'Occidente, incolpa proprio la classe politica del suo paese, dice sono loro che appunto attraverso la corruzione, che è diffusissima ovviamente, depredano le ricchezze del nostro paese e non permettono alla gente comune di migliorare la propria situazione sociale ed economica. Quindi questo è sempre il punto, numero uno. E tra l'altro c'è anche un passaggio dove questo sacerdote, questo preside della facoltà dice la popolazione, rimanendo in questa condizione, poi molto spesso dove finisce? Finisce nelle mani dei trafficanti, finisce nelle mani dei signori delle armi, e questo crea un circolo vizioso da cui non si riesce a uscire. Ecco, tra l'altro noi stiamo parlando di un gigante che ha 250 milioni di abitanti, tra poco ne avrà il doppio, tra non moltissimi anni, praticamente più dell'Europa intera, sostanzialmente. Siamo lì, quanto l'intera Europa, e con un problema di islamismo feroce, quello che tu hai tratteggiato prima anche semplicemente con quell'episodio, perché sembra che i terroristi islamici siano scomparsi dai nostri radar, non esistono più. Invece bisogna starci molto attenti a quello che accade in Nigeria, che è un colosso demografico enorme ed è anche un problema enorme sotto quel profilo lì, cioè della diffusione dell'islamismo, quello duro, quello vero. Assolutamente, oltre ai tristemente famosi tagliagole di Boko Haram ci sono anche i pastori fulani, in questo caso diciamo così è meno evidente l'aspetto ideologico dell'Islam militante, però anche i pastori fulani fanno disastri incredibili, lì ci sono lotte tribali, diciamo così, e che creano grandissimi disagi alla popolazione, e ovviamente in questa popolazione i più colpiti, i più perseguitati sono proprio i cristiani, che nei loro villaggi, non dico quotidianamente, ma insomma molto spesso subiscono gli attacchi o di Boko Haram o dei pastori fulani. E come è noto, il potere politico non fa molto, per aiutare, per preservare la vita degli abitanti di questi villaggi. Due cose veloci prima di salutarci, Emanuele, tra i tanti possibili spunti di discussione dalla home page di Tempi, tempi.it, per tornare alla politica italiana, anzi per andare alla politica italiana, segnalo una bella intervista a Paolo Massobrio, che da una vita si occupa di gastronomia e di cultura gastronomica. Giusto stare allerta sulla carne sintetica, il titolo, ma attenti all'ideologia, no? Sulla questione del cibo artificiale. L'altra invece all'ex ministro Sacconi, che giudica il PNRR troppo statalista. Si dice poco convinto da questo PNRR. Sono due dei fronti su cui si sta muovendo
il governo. E secondo te in che modo si sta muovendo il governo su questi due fronti? Allora, sul PNRR, come dice anche Sacconi, ha fatto bene il ministro Fitto, diciamo così, a lanciare l'allarme sulla difficoltà di spendere questi soldi. Secondo me lo stesso Draghi sapeva che l'Italia avrebbe fatto fatica a spenderli, perché come sappiamo noi storicamente, soprattutto al sud, abbiamo la difficoltà poi a mettere a terra i progetti. Sacconi, e io condivido molto la sua visione, lui dice appunto che è statalista, non è sussidiario, cioè questo PNRR è un piano calato dall'alto, che quindi non ha coinvolto effettivamente la società, ma ha semplicemente imposto dei piani e dei progetti. Ma la nostra società, il nostro paese, che è un paese malato di burocrazia e di bizantinismi, fa fatica poi a portare a termine queste cose. Certo, ricominciare tutto da capo e pensare prima di semplificare la burocrazia e poi di fare i progetti, saremmo finiti nell'anno 3000. Secondo me è giusto, come dice anche Sacconi e come sta discutendo il governo su questo aspetto, fare un nuovo codice degli appalti. Non si scappa, se vogliamo fare le cose dobbiamo velocizzare la nostra burocrazia e in questo caso, siccome non possiamo riformarla, dobbiamo almeno saltarla. Cioè il modello Genova, così come abbiamo fatto il ponte per cui tutti abbiamo applaudito e tutti ci siamo stupiti, abbiamo detto ma in Italia quindi le cose si riescono a fare velocemente. Certo, si riescono a fare velocemente se si salta un po' la burocrazia, che è veramente elefantiaca in Italia, e se non si ha sempre questa cultura del sospetto per cui se fai una cosa comunque hai fatto qualcosa di sbagliato. Ma chi l'ha detto? Il ponte di Genova è stato fatto velocemente, è un bel ponte, in una maniera intelligente e sta su. Quindi la stessa cosa, se noi vogliamo spendere questi soldi che arrivano dall'Europa, così dobbiamo fare. Ecco. Quindi da questo punto di vista secondo me il governo dovrebbe anzi avere anche un po' più di coraggio, non farsi guidare dai titoli del Corriere della Sera, della Stampa e di Repubblica, ma invece andare dritto per la sua strada, così come negli anni 50 abbiamo fatto l'autostrada del sole e il paese è rinato. Che è poi è stato un paese fra gli 8 grandi del mondo. Ecco. e che è poi l'intento del ministro Salvini, no? Con il suo nuovo codice per gli appalti. Assolutamente, infatti secondo me Salvini fa bene a essere duro, io spero che non indietreggi e che si porti dietro tutto il governo su questa strada, perché non ce n'è, cioè non possiamo noi farci ricattare come paese dall'ANAC o dai problemi di questi che vedono corruzione ovunque, ma lasciano liberi la gente di fare le cose, soprattutto la gente, non sempre soltanto le istituzioni. Stesso discorso varrebbe per il fisco, perfino il tributarista Lupi dice ha fatto bene il governo a depenalizzare chi si ravvede, perché non si tratta di evasori, si tratta di gente che non ce l'ha fatta e che comunque è sotto il radar, non è sconosciuta. Quindi un Ma po' di certo, realismo. ma esatto, hai detto la parola magica, realismo, cioè non è che siccome noi tutte le mattine leggiamo Repubblica e allora dobbiamo stare dietro alle preoccupazioni di questi che poi che cosa stanno difendendo? Stanno difendendo un'idea burocratica della vita, ma la vita è fantasia, è creatività, non è soltanto malgoverno e ladri dappertutto, c'è un sacco di gente che vuole fare delle cose e non riesce a farle, anzi viene rovinata dalla burocrazia. Basta. Condivido perfettamente, grazie a Emanuele Boffi, direttore di tempi.it. Ricordo con piacere l'appuntamento, così ci si dà anche così fisicamente un ritrovo venerdì, domani 31 marzo alle ore 21 presso l'auditorium di Seregno, Monza e Brianza, piazza Risorgimento 36, presentazione del libro Luigi Amicone, l'anarco-insurrezionalista. Grazie Emanuele e Grazie, buona Giulio. giornata. Buona giornata a tutti. Allora, noi tra poco manderemo in onda, a proposito di PNRR, la relazione semestrale sul PNRR della Corte dei Conti.
e il resto, con l'intervento anche del ministro Fitto, lo potete ascoltare anche a partire dalle ore 12 in 2 tranche, quindi a partire dalle 9:30 adesso dopo il Qui Parlamento e dalle ore 12. Buon ascolto, buona mattina a tutti. Nel frattempo poi però c'è l'imprescindibile appuntamento con Pierluigi Pellegrini e il suo Oltre la pagina, come sempre ricco di ospiti e di temi di grande attualità sotto un profilo di approfondimento. Avete ascoltato la rassegna stampa. Qui